Sì, allora l'augurio anche del Fogolar Civic di Udine alla cittadinanza udinese per questo 2026 da Porta Aquileia, insomma l'ingresso d'onore della città di Udine per secoli, e per dare uno sguardo al calendario storico, ecco, agli anniversari. Il Fogolar Civic è noto per andare a pescare negli anniversari, nella storia passata, dei momenti sui quali riflettere. Ecco, insomma, chiaramente anche il calendario e i riferimenti di quest'anno insomma non sono pochi e non sono certo insignificanti. Ricorderei il 50° del terremoto del 1976, questo, no? Un modò, un parompe, tornin a plomb, un momento, la rivolta contro l'Orcolat, questo mostro fantastico, personificazione di questa calamità naturale che ha visto il Friuli resistere, il Friuli risorgere, certo perdere anche una parte significativa della sua anima antica, ma anche nello stesso tempo rivendicare, cercare di rifondarsi e di rifondarsi in maniera più forte, più orgogliosa di prima. Quindi il tema della ricostruzione per tutti gli aspetti che sono importanti, no? E che hanno costituito una cesura un po' tra il Friuli di prima e il Friuli di dopo. Poi abbiamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una Repubblica Italiana che certamente nasce da una resistenza, da una guerra terribile, guerra civile, che ha visto momenti terribili, significativi e terribili anche in questo nostro cuore d'Europa che è il Friuli, quindi credo sia importante ricordare in maniera critica, naturalmente, ciò che c'è di buono e ciò che invece un po' va rivisto di quei momenti di 80 anni fa. Altro momento che ritengo importante, uno spunto di riflessione molto attuale, i 300 anni del Doge Furlan, Doge Manin, ultimo capo di Stato della Repubblica Serenissima di Venezia, che fu accusato di essere arrendevole, di essere responsabile della fine di questo grande Stato, e per quale motivo? Per il fatto di essere pacifista, per il fatto di essere neutrale. Ecco, ha fatto bene il Doge Manin a non reagire militarmente, a non prendere posizione. Ecco una riflessione un po' sia per gli stati che per i cittadini di oggi, a non prendere posizione. Siamo sicuri di salvarci a non prendere posizione, o tanto vale prendere posizione nella vita e nella storia? Ecco, Doge Manin, la tragica un po' vicenda di questo nostro Doge, ecco, ci richiama senz'altro a una riflessione importante. E poi 250 anni, insomma, si brindava in via Manin, a Palazzo Dragoni, 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America, quello che fu il ribelle all'oppressione oggi sta diventando il tiranno del mondo. La prima ribellione contro il colonialismo europeo, che oggi sta diventando un nuovo, sempre più magari insopportabile, colonialismo a livello globale. Quindi una riflessione che riguarda un momento storico nel quale ci ritroviamo assolutamente ricompresi, ossia conseguenza di quei fatti del 1789.
1976. Ecco, vari così flash, vari riferimenti che prenderemo in considerazione come Fogolar CV di Udine, con quelle realtà che collaborano con noi, ad esempio scuole sul territorio, eccetera. Parlo in particolare della realtà di Codroipo, insomma, che è il cuore geografico della regione friulana, momenti di riflessione sul passato per affrontare il presente e il futuro in maniera più critica e quindi anche più costruttiva. Il nostro contributo, piccolo contributo, un po' allo sviluppo e al presidio della civiltà in questo nostro quadrivio d'Europa.